Partita di gala al Ciccione con l'Imperia che ospita la capolista Gozzano a un passo dalla promozione, dal ritorno in Serie C con l'Imperia che festeggia il campionato, un campionato mai in discussione, gara subito viva per merito dell'Imperia che ci prova subito con Sancinito direttamente da calcio d'angolo creando apprensione alla difesa ospite, ancora Imperia che passa addirittura in vantaggio, mischia nella quale spunta Minasso che controlla con il destro fredda il portiere avversario. 1-0 e risposta del Gozzano che arriva pochi minuti dopo con Piracini, perfetta l'imbucata, perfetto anche l'intervento di Dani. Arriviamo così al minuto 38 del primo tempo, Silla entra in area di rigore e viene fermato così da un difensore locale, si va dal dischetto, l'uomo simbolo, il capitano Allegretti con calma spiazza Dani e porta il risultato sull'1-1. Di tutt'altro avviso la ripresa, come vediamo nelle immagini del nostro Fabio Molinari, un cross di Gandolfo che crea scompiglio nell'area ospite e poi un piattone di Martinelli che non c'entra il bersaglio grosso, finisce 1-1, è il punto che serve al Gozzano per tornare tra i professionisti. Allora questo servizio lo chiudiamo con le sportivissime parole dello speaker dell'Imperia.